Bella a tutti raga, qui è Miro ed eccoci qua in questo nuovo video. Allora, prima che cominci il tutto ci tengo a scusarmi se in queste settimane sono stato particolarmente assente, ma purtroppo mi sta diventando difficile registrare video post partita perché il Cagliari praticamente gioca soltanto il sabato alle 2, io il weekend purtroppo non sono a casa e quindi tornando poi a casa di lunedì registrare un video post partita per una partita che si è giocata sabato diventa un po' complicato. Se li volete comunque fatemelo sapere qua nei commenti, io ve li farò. Non li ho fatti nella partita col Benevento perché appunto sono tornato a casa il lunedì e effettivamente a parte i 2 gol non è che ci fosse granché da dire. La partita con il Bari purtroppo non l'ho vista, quindi non potrei comunque esprimermi. Però il video di oggi non riguarda queste partite, o meglio, le riguarda ma sotto un altro punto di vista. Perché negli ultimi tempi, comunque leggendo commenti su Instagram, guardando le puntate di Salotto Rosso Blu, tastando comunque il polso in generale nell'ambiente Cagliari, mi viene spontanea una domanda a cui io so dare una risposta e che però diventa sempre più lecita con il passare del tempo, che è: ma noi tifosi c'entriamo qualcosa con la situazione del Cagliari? Nel senso, il tifoso ha una paternità di colpe tangibile rispetto a tutto quello che è successo? E secondo me la risposta è sì. La risposta è cazzo sì. Se il Cagliari si ritrova in questa situazione è anche colpa nostra. Mi ci metto di mezzo anch'io, ovviamente, perché nessuno è un santo, nessuno. Io ho fatto una sorta di lista di tifosi che sono veramente paradossi l'uno con l'altro, che ho constatato in questo momento storico del Cagliari siano molto presenti, e disquisiremo un po' di tutto. Ci sono i tifosi che appena comincia il campionato, proprio il 1° luglio inizia la nuova stagione sportiva, facciamo conto, prendiamo per esempio quest'anno in cui siamo in Serie B. 1° luglio il Cagliari si prepara per il campionato di Serie B. No, vabbè, ma il Cagliari è già retrocesso in C. No, manco giochiamo. Cagliari è retrocesso in C. Oppure a fine calciomercato: no, ma il Cagliari è retrocesso in C. No, guarda che acquisti, guarda che giocatori abbiamo preso, non abbiamo una squadra, non l'abbiamo rinforzata. Dico che fare questo tipo di esclamazione ti dovrebbe perlomeno portare a dare una motivazione, perché se lo dici tanto per dire è inutile che poi a fine campionato mi dici: se retrocediamo mi dici hai visto, c'avevo ragione. Non avevi ragione, hai solo sparato a zero su una situazione che era ancora tutta da dimostrare. Così siamo capaci tutti, mi devi dare una motivazione, il perché secondo te il Cagliari retrocede. E se quello che tu mi hai detto nella motivazione poi si avvera, faccio come Cassano, ti dico chapeau e va bene così. Vuol dire che hai avuto ragione tu e sei stato lungimirante. Ma fino a quel momento tu stai sparando a zero su una squadra che tu praticamente nemmeno hai visto, oppure hai visto magari in amichevoli che lasciano il tempo che trovano, perché sono amichevoli estive e servono più che altro per trovare la condizione piuttosto che per qualsiasi altra cosa, per cominciare a dare un gioco ai giocatori. Non è che abbiano proprio utilità a livello di riscontro della squadra. Quindi sparare a zero già in quei momenti mi sa di veramente assurdo. Tra l'altro dico anche questa cosa, e doveva essere una premessa ma me la so scordata. Io con questo non voglio dire che io o Pinco Pallino o Caio Sempronio è il tifoso ideale, ok? Non penso esista un tifoso ideale, non credo esista. Per come la vedo io, ogni persona che ama il Cagliari è tifoso del Cagliari. Poi è chiaro
che ognuno ha un modo soggettivo di vedere la cosa, quindi ognuno è un tifoso allo stesso modo. Per quanto possa essere assurdo, non posso essere io a dire che se uno appena comincia il campionato dice che il Cagliari retrocede in Serie C non è tifoso, perché magari lui ama il Cagliari più di me, però soltanto ha una personalità molto cinica. Quindi non facciamo distinzione, io sono un vero tifoso perché lui non lo è per X motivi. No, siamo tutti tifosi. Solo che abbiamo tutti comportamenti e personalità diverse che ci portano a vedere il calcio, il Cagliari e le partite in un determinato modo, ok? Paradossalmente al posto di questi ci stanno quelli che appena cominciano il campionato, anche se effettivamente questi sono la minoranza, in questo caso diciamo Serie A, dicono vabbè, ma quest'anno il Cagliari sale sicuramente in Serie A, sicuramente. Oppure se il Cagliari gioca in Serie A, ma quest'anno sicuramente punteremo all'Europa. E anche qui vale lo stesso discorso fatto per i tifosi di prima. Nel senso, appena comincia il campionato al 1 luglio, tu non puoi dire, tra l'altro con calciomercato ancora tutto aperto, che il Cagliari va in Europa o sale in Serie A. E allo stesso modo non lo puoi dire appena finito il calciomercato, perché è vero che di solito la maggior parte dei giocatori comprati durante quella finestra di calciomercato li hai già visti all'opera, quindi più o meno sai di cosa stai parlando. Ma ci sono anche degli acquisti last minute che magari non vedrai per 2-3 mesi, e potrebbe essere anche per esempio Falco di quest'anno, che però a lungo andare durante la stagione si riveleranno importantissimi o in negativo o in positivo. Non possiamo dare giudizi quando ancora tutto da vedere. Continuiamo la nostra lista con i tifosi, e mi ci potrei includere anch'io in questa categoria, con i tifosi che contestano costantemente il presidente o la dirigenza. Sarò perché ne faccio parte, perché mi includo in questa lista, sarà perché fortunatamente ho degli occhi, ma ci tengo a precisare che la maggior parte di queste persone lo fa a ragion veduta, perché i motivi effettivamente per criticare ci sono. Però alcune volte si tende ad esasperare questa cosa e a contestare in momenti in cui magari sarebbe meglio fare altro. Quindi io capisco il contestare ed è più che giusto e legittimo farlo, anche perché ce ne hanno dato modo. Però bisogna anche capire quando è il tempo per fare delle contestazioni serie e ragionate e quando è anche inutile sprecare tempo a farle. Bisogna secondo me saper cogliere il momento in cui è più giusto farlo, perché farlo costantemente non porterà mai a niente, ma mai a niente. Paradossalmente anche qui c'è invece i tifosi che difendono costantemente il presidente o la dirigenza. Io non è per cattiveria, però non so nemmeno come facciano a difendere il presidente o la dirigenza. Però ci sono tifosi che effettivamente lo fanno, e per carità, tutto rispetto, le opinioni sono loro, hanno i loro motivi, le loro ragioni per farlo, però secondo me non riesco proprio a trovare un motivo per difendere il presidente o la dirigenza in generale, specialmente dopo quella conferenza stampa di Passetti e Capozucca di fine stagione Serie A, inizio stagione Serie B, che lasciava veramente molto a desiderare. Poi, continuando, ci stanno i tifosi che contestano costantemente la squadra, a prescindere da una vittoria, da un pareggio, da una sconfitta, da una vittoria arrivata all'ultimo minuto, da una vittoria dominata, da una sconfitta persa all'ultimo secondo o da una sconfitta persa in partenza con un 6-0 già al primo tempo. Non importa, ci sono persone
che contestano costantemente la squadra. Contestano per contestare, cioè nel senso incazzati, a insultare proprio, ed è, penso, la cosa ovviamente più sbagliata che ci possa essere, perché se dopo una sconfitta tu hai voglia di contestare la squadra, è giusto che tu lo faccia, sempre con il massimo rispetto però, parliamoci chiaro, non è che vai sotto al profilo Instagram del Cagliari a insultare a destra e a manca, perché lì fai capire anche quanto piccolo sei, quanto poca intelligenza tu abbia, con tutto rispetto per chi fa queste cose. Però c'è chi difende costantemente la squadra, cioè, scusate, c'è chi contesta costantemente la squadra e chi la difende costantemente, a prescindere da tutto. E sono due atteggiamenti sbagliatissimi, per gli stessi identici motivi. E poi una cosa che proprio io non riesco a capire, non riesco a tollerare, mi manda in puzza, come si dice a Roma, però è il commento più in voga, specialmente in questi tempi, è i tifosi che in questo caso alla, mi pare, sesta, settima giornata siamo, parlano già di esonero di Liverani, a cui ovviamente mi stringo e mi unisco al dolore che purtroppo ha ricevuto. Per chi non lo sapesse, ahimè, la moglie è deceduta, se non erro io ho un male, e quindi diciamo non è un buon momento adesso come adesso per Liverani, quindi tante innumerevoli proprio condoglianze al mister e ai figli. Gli sono vicino e penso che noi tutti i tifosi del Cagliari saremo vicini a Liverani. Tralasciando questa piccola e brutta parentesi, come si può parlare di esonero già alla sesta o settima giornata con un Cagliari che è quarto, se non mi sbaglio, quinto a 10 punti? Adesso controllo per sicurezza, perché comunque bisogna dire le cose come stanno. Siamo sesti a pari punti con la Ternana a 10 punti, siamo soltanto a 5 punti dal primo posto e comunque il terzo e il quarto posto distano soltanto 2 punti, quindi io non vedo il motivo per cui si possa parlare di esonero. Molti potrebbero dire è per il gioco che non c'è. Io credo che negli ultimi tempi si stia cominciando ad abusare troppo di questo concetto e lo si usa a sproposito, perché io un gioco lo vedo, un gioco da parte di Liverani io lo vedo. Che poi non stia rendendo come dovrebbe, su questo possiamo parlarne per 1000 video e mi trovate d'accordo anche lì. Ma dire che non c'è un gioco sta diventando una sorta di giustificazione per poter dire Liverani out, mandate via Liverani. Non funziona così. Non funziona così. E non è possibile che a ogni volta bisogna per forza uscirsene con sta cosa che è colpa del mister. È sempre e soltanto colpa del mister. È vero, quando la squadra sbaglia si tende a mandare via il mister. Ma perché si manda via il mister? Perché è più facile mandarne via uno piuttosto che un gruppo squadra. È semplice. Magari mandando via il mister non risolve comunque problemi, perché negli ultimi anni, tralasciando l'avvicendamento di Semplici, che secondo me è stato più dovuto al fatto che il Benevento si è suicidato che effettivamente alla sua bravura, che il Cagliari si è salvato. Però quale di questi avvicendamenti che ha avuto il Cagliari ha portato a buoni risultati? Nessuno. Quindi questo cosa significa? Che per quanto noi vogliamo l'esonero del mister, anche se io non mi includo in questa parte, non cambierà qualcosa, non cambierà nulla, perché puta caso, e non è una critica, è un'attestazione, è un dato di fatto, da 8 anni
vengono commessi sempre gli stessi errori, ma anche sotto l'aspetto di gestione della rosa. È quello il problema. È lì. Non è colpa del mister e non lo sarà mai. Io anni fa mi scagliai contro Maran, non lo volevo vedere a Cagliari e continuo a ritenere che come allenatore lasci molto a desiderare. Però adesso, guardando la situazione e tutto quello che è successo in quel di Cagliari, io capisco che non era soltanto colpa di Maran. Non era soltanto colpa sua. Ragazzi, sono 8 anni che parliamo di cambi tardivi, di gioco che lascia a desiderare. Alcuni dicono che non c'è mai un gioco, ma secondo me anche lì si tende ad esagerare. Di cosa vogliamo parlare? Per curiosità, tu hai un attaccante in rosa come la Padula. Liverani ha un attaccante in rosa come la Padula. Liverani ha già avuto la Padula, quindi sa che tipo di giocatore è. Ok? Però lui, nonostante sappia che tipo di giocatore sia la Padula e nonostante sappia quale altro attaccante prima punta abbia in panchina, lui decide di giocare con la Padula soltanto con i cross. Soltanto con i cross. Perché Liverani è un inetto, stando al pensiero di molti, e quindi decide che anche con la Padula in campo è meglio giocare con i cross. Quindi palla agli esterni o ai terzini o alle ali e tentiamo il cross al centro per la Padula, che sarà alto 1,70, 1,75 quando hai Pavoletti in panchina. Ma non vi è dubbio che magari non è colpa dei Liverani? Ve lo chiedo, non ce l'avete sto dubbio? Perché secondo me la vera colpa è di quelli che scendono in campo, che non sono capaci di trovare altri modi per mandare palla in avanti. Poi, per carità, può essere che mi sbaglio io, però io la vedo così. Quindi, riassunto di tutto questo, se ci avete fatto caso, in tutti i tipi di tifosi che ho riscontrato manca sempre una via di mezzo. Una via di mezzo in cui io mi identifico. Molti mi hanno detto che sotto i video sembro morto, che ogni volta non sono mai gioioso, che non sono mai contento. E potrebbe essere vero, ma perché io semplicemente analizzo. Non ho una mentalità abbastanza critica. Quindi tendo a criticare, ma ad analizzare. E quindi è per quello che non so, per esempio a me la vittoria col Benevento non mi ha entusiasmato per niente. Anzi, penso che il Cagliari abbia giocato anche una partita abbastanza brutta. Con il Bari non mi posso esprimere perché non l'ho vista. Quindi potrei risultare, non lo so, qualcuno dirà triste, sempre moscio, ma è il mio modo di vivere la partita, di analizzare. Perché secondo me dopo una partita bisogna sempre analizzare, ovviamente nel limite delle mie competenze, che non sono ovviamente quelle di uno che si intende di calcio, sia chiaro, però mi piace farlo. Quindi vivetela come vi pare, vivetevi il Cagliari come più vi piace, come preferite, però non andate mai a criticare e non giudicate mai il modo di vedere il Cagliari di un'altra persona, perché tutti siamo diversi, ma l'unica cosa che ci accomuna è essere tifosi del Cagliari. Ci manca solo che litighiamo pure per quella. Dai. Detto questo, il video finisce qui. Fatemi sapere per qua sotto nei commenti cosa ne pensate. E detto questo, noi ragazzi ci becchiamo in un prossimo video.